40 anni. Che fortuna vivere in Italia. E chi ha avuto tanta fortuna deve farsela perdonare. Un brindisi alla fortuna. Cin cin. Cin. Andiamo a mangiare tortellini. Che cosa hanno appena visto e udito i miei occhi e le mie orecchie? Questo spot di una nota catena alimentare suggerisce in modo sottile che siamo nati in uno dei posti più belli del mondo, forse la nazione più bella del mondo, possiamo dirlo, da un punto di vista geografico, per la posizione geografica, per il clima, per la cultura, per la bellezza del paesaggio e della sua architettura. Dovremmo quindi sentirci in colpa rispetto ad altri che non hanno avuto questa fortuna. E no, vedete, questa è un'ulteriore balla, un'ulteriore mistificazione che questo sistema ci racconta. Perché in realtà non siamo noi italiani, noi popoli italiani, a doverci sentire in colpa, ma sono quei poteri finanziari internazionali che sfruttano quei paesi africani, che rubano i paesi africani delle materie prime, delle risorse energetiche, che impongono la moneta a debito. Sono questi quelli che dovrebbero sentirsi in colpa, non certo i popoli italiani, che a loro volta sin dalla fondazione di questo paese hanno subito delle forme di colonizzazione da parte di questi poteri internazionali, e noi dell'identitario ci occupiamo quasi sempre di questo problema storico nelle nostre trasmissioni, in particolar modo Metapolitica, che invito a seguire ogni settimana sul nostro canale YouTube l'Identitario TV. Sono quei poteri internazionali finanziari che devono sentirsi in colpa, e chi detiene i fili del mondo della finanza, che sfrutta quei paesi, che costringe poi quei popoli ad abbandonare la loro terra, la loro nazione di origine e fare viaggi disperati su barconi e poi vivere spesso in condizioni di schiavitù in un paese non loro. Perché vedete, anche quell'uomo di colore che alla fine dello spot dice con la battuta andiamo a mangiare insieme i tortellini, innanzitutto dovrebbe venirli a mangiare qui in Italia come turista, come fanno tanti altri popoli di altre nazioni, e non certo come emigrato e costretto a fare un viaggio disperato su un barcone. Perché in realtà anche quella persona di colore dovrebbe essere fortunata a nascere in un paese africano, questa è la verità, perché molti dei paesi africani sono in realtà ricchissimi di materie prime, di risorse energetiche. Molti di quei paesi soffrono dalla siccità per il clima, lo sappiamo. Però sappiamo anche che gli stati e le potenze hanno la possibilità di modificare le condizioni meteorologiche, possono far ad esempio piovere. Perché non fanno piovere mai in Africa? E lo abbiamo visto che cosa è successo, no? A Dubai, nonostante le smentite, no? Ecco, quindi sono quei poteri che dovrebbero vergognarsi, non certo i popoli italiani oppure i popoli africani, che comunque stanno mostrando enorme dignità, iniziandosi a ribellare contro le forme di colonizzazione dei paesi occidentali. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.